Monica Berti è una delle titolari insieme a altri 4 componenti. Che cosa ha determinato e soprattutto che cos'è Berti SRL in questo settore? La nostra storia si apre nel 62 con un'azienda che però costruisce strade e che non ha niente a che vedere con la pietra serena. Negli anni 80 invece si diversifica nel settore della pietra serena, investendo appunto in alcune cave di pietra serena. Da qui nasce la nostra storia, che ancora sta durando, quindi siamo orgogliosi di questo, e i nostri prodotti, quelli che vedete, sono il risultato di lavorazione, di staff, di un'organizzazione abbastanza complessa. Quanto è importante la competenza, la professionalità, ma anche la passione per il proprio lavoro affinché si determini un prodotto eccellente? Beh, è indispensabile, nel senso che comunque la ricerca deve comunque proseguire. Noi puntiamo molto sulla qualità dei nostri prodotti per poter dare come prodotto finale intanto, non dico la perfezione, ma ottimizzare ovviamente un prodotto che possa essere gradevole sul mercato. Noi, essendo ancora legati alle strade, perché esiste la nostra impresa di costruzioni stradali come Berti Sisto SpA, ovviamente facciamo ristrutturazione dei centri storici. Questo è un po' il fiore all'occhiello della nostra azienda. Poi, siccome le cave sono di proprietà, lavoriamo dal blocco alla lastra al prodotto finito, quindi alla pavimentazione o rivestimento, e questi prodotti vengono messi sul mercato, tutti. Come è cambiato nel tempo il mercato e la richiesta del mercato stesso? Chiaramente rispondiamo più che un'offerta a una domanda. Questo vuol dire che dobbiamo seguire un mercato ben preciso che non viene dettato da noi. Ci orientiamo verso l'estero perché in questo momento è importante esportare, però noi rimaniamo molto legati al nostro territorio. Dove arriverà la Berti, visto che facciamo una previsione futura? Ma la previsione è quella di poter aumentare l'esportazione e mantenere comunque sul mercato la nostra tradizione, che è quella appunto di ristrutturare, di pavimentare, come stiamo facendo via Tornabuoni a Firenze. www.bertisisto.com. Da un'esigenza nasce un'idea, da un'idea un progetto. Da un progetto possono nascere 1000 realizzazioni, ma per noi solo una è quella giusta. La perfetta sintesi tra una soluzione artigianale ed una tecnologica ha un solo nome: Progetto Arredo. I migliori artigiani, designer ed architetti per ogni specifica esigenza di arredamenti su misura. Ricerca estetica e funzionalità per progettazione di interni chiavi in mano, realizzazione e montaggio. Progetto Arredo è a Montesilvano in via Fosso Foreste 8. progettarredo.it. It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. Incontriamo un'azienda che è la Balfin con Francesco Ballardin, titolare, un'azienda giovane, un'azienda che si costituisce da un'esperienza pluriennale in questo settore. Che cos'è la Balfin, signor Francesco, e soprattutto che cosa esprime in questo mercato? Dunque la Balfin, come diceva lei, nasce appunto da un'esperienza trentennale di 2 aziende leader nel settore, soprattutto nasciamo come estrattori, produttori e commercianti di ardesia italiana. E appunto abbiamo costituito la Balfin proprio per avere una sorta di dinamicità ed essere anche più flessibili sul mercato e proporre anche nuovi materiali quali limestone, quarziti, marmi, graniti eccetera.
Questo per dare più servizi comunque ai nostri clienti e proporre non solo un materiale ma essere, diciamo, più competitivi nella varietà. Partiamo dall'estrazione, quindi dalla cava e dalla montagna direttamente, e tramite dei procedimenti che sono poi la segagione o lo spacco, perché ci sono alcuni materiali che si prestano più a un determinato tipo di lavorazione piuttosto che a un altro, dalla quale poi noi ricaviamo tutte le pietre che occorrono per i pavimenti, i rivestimenti, la strame, eccetera. Poi tutto questo avviene cercando di non alterare quello che è la superficie naturale della pietra. Questo per assicurare comunque ai nostri clienti che la pietra che noi trattiamo è assolutamente naturale in tutte le sue fasi. Noi appunto, come dicevo, ci approvvigioniamo direttamente dalle migliori cave, cerchiamo di fare una selezione dei materiali in modo da discostarci un po' da quello che sono poi diciamo la produzione di massa eccetera. Quindi cerchiamo di assicurare un certo tipo di qualità al nostro prodotto. Chiaramente, perché poi sono prodotti che comunque hanno anche le nostre aziende concorrenti, noi cerchiamo di trovare quella particolarità che ci possa distinguere. Noi appunto cerchiamo di essere molto dinamici e flessibili, cerchiamo di avere sempre un occhio sul panorama internazionale delle pietre e tutto ciò che può offrire il mercato, e cerchiamo di essere aggiornati, cerchiamo di rispondere alle richieste dei nostri clienti comunque in maniera, diciamo, dinamica e veloce, anche perché molte volte molte forniture, molti progetti si giocano proprio sulla prontezza di risposta e non tanto poi sul prezzo. Chiaramente poi il prezzo è basilare, soprattutto se andiamo a parlare di progetti di grossa entità dove si consumano volumi di materiale. Noi siamo in Liguria, alle spalle di Genova, nella regione della Val Fontana Buona, che è una regione rinomata proprio per l'estrazione dell'ardesia, dove ci sono anche le nostre cave e gli uffici e il magazzino. www.balfinstone.com. In questo mondo di marmi, di pietra naturale, servono macchinari e per i macchinari serve la componentistica, una componentistica di qualità, e a questo pensa Atim Morganti. Si richiede una qualità sempre migliore perché i tempi si cambiano e quindi si deve evolvere con il procedere della tecnica. Ormai noi da 60 anni l'esperienza è stata acquisita a Carrara, perché abbiamo una filiale anche in Carrara dove c'è la costruzione di macchine da marmo come qua in Verona. Che cosa richiedono i componenti per questi macchinari per essere definiti eccellenti? Qual è la loro caratteristica di successo? La loro caratteristica di successo è la costanza nel tempo, la serietà dei produttori, dei materiali che siano giustamente validi per l'uso che ne devono essere fatti, perché poi dopo in definitiva deve essere questo, in special modo per la lavorazione della pietra, che è un settore molto critico e usurante per la componentistica. È importante sia materiali ottimi per poter contare nel tempo.
La resa della componentistica si è migliorata con l'esperienza nel tempo, dai difetti che vengono via via evidenziati, ricontrollati, modificati le geometrie, le varie componentistiche necessarie. Poi l'importante è avere anche dei partner, dei brand molto importanti come nel caso di SKF o Bonfiglioli Riduttori, che ci possono dare dei supporti tecnici da trasferire al mercato. Sono tanti marchi nostri, comunque i più importanti, come ho detto prima, sono SKF Cuscinetti, che è un marchio leader a livello internazionale e mondiale, anzi. Poi abbiamo Bonfiglioli Riduttori, abbiamo sia nel campo dell'ingranaggeria la Bea Ingranaggi, SIT Trasmissioni Italiane, insomma sono tanti marchi con cui collaboriamo. Come è cambiato il mercato delle componentistiche, tra l'altro il mercato del marmo? Ma oggi si è evoluto, si è tecnicizzato molto di più rispetto a prima era un mercato molto più artigianale, oggi ormai le macchine sono tutte a controllo numerico, quindi non c'è più bisogno solamente di meccanica ma anche di elettronica e di competenza tecnica per poter gestire questo prodotto. Scegliete Ati Morganti perché? Perché c'è competenza, serietà e tecnica. www.atimorganti.it